Quando è nato Giovanni Pettinà, gli alpini c'erano giusto da una quarantina d'anni. C'era il re Sciaboletta e c'era Cecco Beppe. La prima guerra mondiale doveva ancora iniziare e l'Associazione Nazionale degli Alpini sarebbe sorta solamente qualche anno dopo. Ora Giovanni di anni ne ha 106, ha visto 2 guerre mondiali e una serie di cambiamenti da fantascienza. Eppure lo avevano scartato alla visita di leva, ritenendolo troppo gracile. Lui ci ride sopra e ricorda che la pietra scartata è diventata una pietra d'angolo. La prima pietra scartata oggi è angolo, che vuol dire mica militare ne ha fatto rivedibile, perché debole di Costituzione. Ed ne ha fatto il film, e si arriva al privilegio d'Italia. Il signor Giovanni potrebbe essere l'alpino più vecchio d'Italia e a naso è la più longeva penna nera del Veneto. Sia o non sia, gli amici del gruppo Alpini di Malo hanno deciso di festeggiare questo invidiabile traguardo con una bicchierata in compagnia e Giovanni è ben consapevole che alla sua età mezzo gotto di prosecco in più o in meno non possono certo fare la differenza. Già, ma come si arriva a 106 anni in queste notevoli condizioni? Come si fa arrivare a 106 anni? Lavorando fatto il mare. Domani lavoravo, 20 campi lavoravo dopo che sono io a casa, me, la moglie e tutto lì. E col trattore, così come Giovanni nel mio buonare, tutto per militare. Lavorare sempre dopo cosa, e cosa mangi tu? Tutto quel che mi piace. Lavorare tanto e mangiare tutto quel che a ciascuno piace è quindi la ricetta dell'eterna giovinezza e Giovanni ne sa qualcosa perché durante la prigionia subita nel corso della seconda guerra mondiale ha imparato che cos'è la fame. Amici, che se stanno il giorno, essen carciofi. Amici, essen carciofi. Kartoffeln. Quelli, quelli lì, senza olio, senza lasciare, senza niente. E la sera un menestrino di roba, ma era anche buona. Quei tempi sono passati e gran parte degli avvenimenti ai quali ha assistito l'alpino Giovanni, per la cronaca artigliere del terzo gruppo conegliano, sono finiti nei libri di storia. E ora nella storia c'è finito pure lui come decano degli alpini che se lo coccolano e sono orgogliosi di averlo in sede. L'alpino Giovanni, esentato dalle incombenze di pulizia e sistemazione della sede dopo i festeggiamenti, saluta tutti e se ne va a casa. Ma prima di andare via con il figlio, che lui chiama Toso, nonostante abbia qualche annetto sulle spalle, chiede quando sarà la prossima bicchierata in compagnia, perché non ha certo intenzione di aspettare un altro anno per un altro brindisi alla sua salute.